Cevolin, una delle cose che più ha intrigato in questi mesi di dibattito, di giro a vuoto delle opinioni è la Russia che giustamente si ribella di fronte a un assedio da parte della NATO, una cosa che poi si è dimostrata palesemente falsa, ma aveva evidentemente dei seguaci, delle persone che perseguivano questo tipo questo filone di ragionamento. Dal punto di vista geopolitico, ha manico questa cosa? Ha senso oppure no? Il ragionamento è questo. Putin da anni ha paura del fatto che dopo la fine della guerra fredda non c'è stato più un avanzamento, un rinnovamento, un ritenere ancora vigente un po' la strategia di tenere la distanza tra i blocchi come c'era e accordi che venivano mantenuti o comunque quando, come nel caso del 62, quando c'è stata la crisi di Cuba, qualcuno, gli Stati Uniti in quel caso, hanno evidenziato un eccessivo avvicinamento, poi comunque in qualche modo si è rientrati da quella situazione. E Putin rivendica questo aspetto, cioè, però lo rivendica in modo totalmente sbagliato perché lo si deve fare con la diplomazia, dato che a un vecchio volpone come Lavrov dovrebbe cercare di ottenere questo fatto di una zona pacifica, una zona non con armi strategiche, non con missili, eccetera, eccetera, sulla base di accordi reciproci con gli Stati Uniti, con la NATO, come ha fatto, in effetti li ha proposti questi accordi, ma in questi accordi, per esempio, ne ha proposto uno alla NATO, uno agli Stati Uniti, ci sono scritte delle cose che non possono essere accettate e dalla NATO e dagli Stati Uniti, come ad esempio il negare assolutamente, per non si sa quanto, la possibilità dell'Ucraina di richiedere l'adesione alla NATO o di autodeterminarsi completamente. Ecco, questo purtroppo è una richiesta che non è accettabile, cioè la NATO e gli Stati Uniti non possono scrivere che per l'eternità l'Ucraina non potrà mai nemmeno chiedere di entrare nella NATO o cose di questo tipo. Gli accordi devono essere fatti nel senso che nell'ambito di trattati per la non proliferazione degli armamenti bisogna tenere distanti gli assetti in modo che gli assetti militari, in modo che le esercitazioni, insomma, un po' di cose le ha scritte anche in queste proposte di trattati Putin, però poi ha scritto delle cose che sono inaccettabili e allora fare il punto solo sulle cose inaccettabili è chiaro che dall'una, però anche dall'altra parte non mi pare che ci sia voglia di arrivare a questo tipo di accordi, cioè di dire che la NATO, indipendentemente dalla politica delle porte aperte, che non vuole e non può probabilmente rimangiarsi, non deve mettere missili strategici a eccessiva vicinanza dalla capitale, per esempio, cose di questo tipo. Sono ambiti che si devono decidere nell'ambito della diplomazia, ovviamente alzando la tensione soprattutto dalla parte di Putin, con centinaia di migliaia di soldati, di armi, eccetera, eccetera. E adesso con l'attacco, perché adesso l'attacco c'è stato, attacco anche ibrido, ma attacco vero e proprio c'è stato. E quindi di fronte a questa situazione è chiaro che non si può trattare al momento. Non si può andare a fare Vittoria la Schiva diplomazia che come se non fosse successo niente. Sull'attacco ibrido ha qualcosa da dire. No. A me non risulta che la NATO avesse mai minacciato la Russia, anzi era un periodo che gli è stato anche proposto fare parte della NATO, piccola premessa. Tutta questa una alla volta. Tutta questa retorica sulla NATO. Una battuta. Noi italiani con gli eserciti, cioè con le forze armate che abbiamo nel nord-est, siamo andati a fare le esercitazioni in Lettonia, nelle repubbliche baltiche, per dare fastidio
a Putin per fare delle cose che lui ha fatto in maniera molto più grossa Le Baltiche ai confini dell'Ucraina. hanno aderito, credo democraticamente, senza carri armati, alla NATO, credo. Non c'è stata... No, hanno aderito Non è che hanno alla mandato gli NATO queste F-15 e hanno detto, repubbliche se e sono bombardiamo- preoccupate. Queste repubbliche sono preoccupate, le repubbliche baltiche, perché dalla Russia in 45 minuti con i carri armati si attraversa tutta la Russia, quindi tutte le repubbliche baltiche, e quindi è evidente che c'è un pericolo anche per queste repubbliche baltiche che sentono la minaccia russa, ed è per quello che come dire, hanno aderito alla NATO e hanno piacere ad ospitare le esercitazioni appunto, quindi voglio dire, della NATO sono stati- lì vicino e così via. sono stati ancora per molto, spero, liberi, insomma, no? Ci mettiamo anche la Polonia vicino, che non è che abbia un grandissimo rapporto con la Russia. Comunque, Vittoria. Questa retorica sull'allargamento della NATO è solo una retorica e molto patetica, perché vi voglio ricordare che nel 2014, quando è stata annessa la Crimea e occupata una parte di Donbass, l'Ucraina era un paese neutrale per la sua Costituzione. Noi eravamo fuori qualsiasi schieramento militare, perciò non c'era l'ombra dell'allargamento della NATO. Nonostante ciò, siamo stati aggrediti. E perciò adesso questa retorica che Putin ha paura della NATO è solo un pretesto. E nessuno vuole ricordare il fatto che l'Ucraina era per Costituzione un paese fuori la NATO. Perciò mi dà fastidio che si ripete questo fatto che Putin ha paura della NATO, perché la NATO si sta allargando. Non si allargava nel 2014. Bene.